nuovo. Tu hai fatto per me quello che nessun altro poteva fare. Tu mi hai donato vita eterna ed io con tutto il mio cuore questa canzone la canto per te, mio Signore, per te che hai dato il figlio tuo, che mi hai amato prima che ti amassi io, quando ero stanco e lontano da te, e nel più semplice modo che io conosco voglio dirti grazie, perché la sola vera ragione per cui canto adesso è che tu hai dato il tuo figlio per me. Dio, c'è una strada che tu hai preparato per me, e passo dopo passo arriverò ad incontrarti nel cielo. Indietro non tornerò, perché in te ho trovato la vera vita, ed è per questo che io canto, ed è per questo che ti lodo. Questa canzone la canto per te, mio Signore, per te che hai dato il figlio tuo, che mi hai amato prima che ti amassi io, quando ero stanco e lontano da te, e nel più semplice modo che io conosco voglio dirti grazie, perché la sola vera ragione per cui canto adesso è che tu hai dato il tuo figlio per me. Hai dato il tuo solo figlio per me. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerei se non avrò più forze, mi rialzerei, con te ce la farò, sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Buongiorno e iniziamo con questo versetto, Apocalisse 21:4.
Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Amen. Noi adoriamo il Signore per le cose che sono avvenute, per le cose che stanno avvenendo, ma per le cose anche che avverranno. E questo è un grande motivo da questo versetto. Perché il Signore, dice il versetto, asciugherà tutto, ogni lacrima, ogni dolore, non ci sarà più la morte. E questo è un valido motivo, direi, per adorare e lodare oggi e glorificare il nostro Signore. Se siamo venuti con l'intenzione di lodare Dio, facciamolo in piedi, con questo canto, il giorno dell'agnello, Agnus Dei.
Amen. Alleluia. Alleluia. Degno è l'agnello. Cristo regna nei secoli, Signore. Alleluia, Signore, perché non ci sarà più morte, Signore, non ci sarà più dolore. Alleluia, Signore, perché regni. Hai sempre regnato e regnerai. Alleluia, perché saremo lì con te, Signore, alla tua gloria, al tuo cospetto. Possa tu benedire questa giornata, possa tu benedire i fratelli e le sorelle in sala, possa tu benedire chi è a casa, Signore, chi è in sofferenza, chi è nella malattia, sta accanto, chi è sul letto di un ospedale, sta soffrendo, e per i parenti cari che sono accanto alla persona malata in ospedale. Benedici la loro giornata, Signore, dai un sollievo a queste persone, ma regala ancora la tua salvezza, dona ancora la tua salvezza attraverso Cristo Gesù. Amen. Amen. Dal Salmo 108 leggiamo 2 versetti. E dice, dal Salmo di Davide, dice: il mio cuore è ben disposto, o Dio, io canterò e salmeggerò con riverenza. Destatevi, salterio, eccetera. Io voglio risvegliare l'alba. Amen. La nostra disposizione determinerà e manifesterà quanto noi siamo arresi al Signore dopo la conversione. Possiamo benissimo calcolare quante volte abbiamo detto al Signore: io sono ben disposto. La nostra disposizione significa anche vivere una vita di ubbidienza e di vocazione, essere sempre fedeli nel cammino, impegnarsi nell'edificare il suo regno sulla terra e il regno che verrà. Amen. C'è un canto che dice: quando ho trovato la via del cuore. Hai trovato la via del cuore? Se hai trovato la via del cuore, allora vogliamo dire al Signore: Signore, voglio adorarti. Facciamolo ancora qui in piedi questo canto. Amen. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te, Gesù. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te, Gesù. Signore, voglio lodarti questa mattina
per il privilegio che abbiamo per adorarti e lodarti ogni giorno, ma ogni domenica lo facciamo ad alta voce. E voglio ringraziarti per tutte le persone che sono qui presenti, ma anche per coloro che ci seguono da casa. E ti preghiamo, Signore, per tutti i paesi che purtroppo la domenica non possono riunirsi. Prega per loro, stai con loro, perché loro ti lodano comunque in segreto. E ti voglio lodare di nuovo per tutte le difficoltà che abbiamo ogni giorno, ma sappiamo che tu sei con noi, Signore. Amen. Amen. Quel giorno diremo, Signore, ma lo diciamo fin d'ora. Loda l'agnello che ha immolato se stesso, che ha offerto il suo sangue. Loda a te, o Gesù Cristo, che sei il padrone di questa terra e sei venuto come servo. Che grande mistero, Signore, rivelato per oggi. Sia benedetto il tuo nome. Amen. Amen. Grazie Signore, che anche oggi, appena ho aperto gli occhi, ho visto il cielo e ho pensato a te. Che bello sapere di essere tuoi, caro Padre. Che bello sapere di essere in un progetto di salvezza totale, con sicurezza estrema nei nostri cuori, sapendo che noi abbiamo creduto nell'unico vero Dio esistente nel mondo. Amen. Che meraviglia, Signore, essere stati scelti da te, Signore. Meraviglia essere stati messi come figli tuoi, Odio Signore. te, sì. Bellissimo avere quella cosa nel cuore che ti scalda in modo tale da dire io sono protetto. Meglio di così non si può. Signore, noi ti amiamo, ti adoriamo e le domeniche veniamo a dirtelo ad alta voce, Signore. Questo giorno è tuo, appartiene a te come tutto il resto, ma questo giorno è speciale, il 7° giorno. Noi siamo qui ad adorarti con le mani alzate, Signore, rivolte a te, Signore, che ci dai il conforto che serve a dispetto di tutto quello che sta succedendo nel mondo. Noi sappiamo che tu comunque hai un piano e hai preparato un mondo per noi, Signore. Noi ti amiamo e ti adoriamo con tutto il nostro cuore, nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Romani 8,9 perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Signore, ti lodo che hai offerto una via in Gesù Cristo, perché eravamo perduti, ma tu, Signore, ci hai amato così tanto da offrirci una strada per la riconciliazione. Ti voglio lodare, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la terre, ô Seigneur, tu es Dieu. Père, ce matin, je veux bénir encore ton nom élevé dans les cieux. Toi, Père, Seigneur Jésus, qui veille sur notre vie, Seigneur. Toi qui nous donnes la possibilité encore ce matin de nous réunir ici pour t'adorer, Seigneur. Tandis que certains ont voulu voir ce jour, mais ils n'ont pas pu le voir, car ils sont restés peut-être dans le sommeil, Seigneur. Je bénis encore ton nom pour ce que tu fais. Merci pour la communauté. Merci pour l'Église, Seigneur Jésus, que tu m'as fait connaître. Merci pour cette famille ecclésiastique, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire. Je te prie, Seigneur, de relâcher ta grâce, de relâcher
partager ta bénédiction. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de permettre encore un réveil spirituel à tous les niveaux au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. À toi la gloire au nom de Jésus que je prie. Amen. 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 Sempre dal Salmo 108 andiamo ad analizzare versetto 3 e 4. Ti celebrerò tra i popoli, o Signore, e a te salmeggerò fra le nazioni, perché la tua bontà giunge fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nuvole. Amen. Innalzare Dio tra la gente, presentare la nostra fede e la nostra gioia fuori da queste mura è un compito che appartiene ad ognuno di noi. Salmeggerò fra le nazioni. È buono celebrare il nostro Re, è buono farlo. È buono continuare a celebrare il nostro Re in questa sala. Possiamo alzarci? È buono celebrare il nostro Re, salmeggiare all'Altissimo, proclamare al mattino la sua benignità e la sera la sua fedeltà. Al suono del saltero e dell'arpa io canto giubilando a te, perché tu, oh Signor, mi rallegri il cuore con le opere grandi che tu fai. È buono celebrare il nostro Re, salmeggiare all'Altissimo, proclamare al mattino la sua benignità e la sera la sua fedeltà. Al suono del saltero e dell'arpa io canto giubilando a te, perché tu, oh Signor, mi rallegri il cuore con le opere grandi che tu fai. Perché tu, oh Signor, mi rallegri il cuore con le opere grandi che tu fai. Amen, amen. Perché tu, oh Signor, mi rallegri il cuore. Sei venuto con questo cuore rallegrato dal Signore? Sì o no? È un sì fiacco. Salmo 108, dal versetto 5 al versetto 11. Innalzati, o Dio, al di sopra dei cieli, risplenda su tutta la terra la tua gloria, perché quelli che ami siano liberati. Salvaci con la tua destra e ascoltaci. Dio ha parlato nel suo santuario, io trionferò, dividerò Sichem e misurerò la valle di Succot. Mio è Galad, e mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda è il mio scettro, Moab è il catino dove mi lavo, sopra Edom getterò il mio sandalo, sulla Filistia proromperò in grida di trionfo. Chi mi guiderà alla città forte? Chi mi condurrà fino a Edom? Non sei forse tu, o Dio, che ci hai respinti e non esci più, o Dio, con i nostri eserciti? Innalziamo il nostro Dio con la consapevolezza che Dio ci libera. Ci ha liberati e ci libera ancora. Ci salva e ci ha salvati in Cristo. Ci dà una vita nuova.
e darà ancora vite nuove. È un Dio che ci fa trionfare in maniera costante. Non è un Dio che abbandona e poi ci riprende. No, il suo trionfo è sempre lì. Noi possiamo trionfare costantemente con il Signore, vogliamo innalzare il suo nome, poi analizzeremo ancora un versetto e poi la parola a voi. Dopo tutto ciò potete anche voi dire qualcosa al Signore, cosa sarà accaduto questa settimana. Il tuo nome innalzo, Dio. Il tuo nome innalzo, Dio, con le lodi del mio canto. Son felice che sei me, perché un giorno mi salvasti. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via che porta a Dio. Tu sei morto al posto mio e ora vivi e regni in me. Oh Signore, innalzo te. Il tuo nome innalzo, Dio, con le lodi del mio canto. Son felice che sei in me, perché un giorno mi salvasti. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via che porta a Dio. Tu sei morto al posto mio e ora vivi e regni in me. Oh Signore, innalzo te. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via che porta a Dio. Tu sei morto al posto mio e ora vivi e regni in me. Oh Signore, innalzo te. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via che porta a Dio. Tu sei morto al posto mio e ora vivi e regni in me. Oh Signore, innalzo te. Amen. Oh Signore, innalzo te. Sempre dal Salmo 108, versetto 12 e 13. Aiutaci a uscire dalle difficoltà, perché vano è il soccorso dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi ed Egli schiaccerà i nostri nemici. Amen. E così finisce il Salmo. Quando ci troviamo nelle difficoltà, fidiamoci di più del Signore. Così come scrive il salmista Davide. Con Dio faremo cose grandi. E la frase del versetto 12 pure è interessante, perché vano è il soccorso dell'uomo. L'uomo può anche soccorrerci, ma comunque non ci porterà al trionfo totale, al trionfo dove ci porterà il Signore alla fine, che ci darà un regno nuovo. E adesso è anche il vostro momento. Cosa è successo questa settimana? Cosa vuoi dire al Signore? Vuoi leggere un versetto? Vuoi pregare? Oppure anche puoi raccontarci qualcosa di triste che è accaduto, che possiamo così pregare per te. Prego la parola alla comunità. Vi vedo timidi oggi. Se non ci sono testimonianze, possiamo passare direttamente alla cena del Signore. Conservatevi la testimonianza per la settimana prossima. Romani 8, dal versetto 1 al versetto 4. E il passo inizia così. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte.
Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Amen. Questo è uno dei passi più tecnici, forse scritti dall'Apostolo Paolo. Ce ne sono anche tanti altri, però analizzando questi 4 versetti sembra molto complesso, però in realtà non lo è, perché se noi scomponiamo questi versetti in questo modo, vedete che è semplice da comprendere. Ci sono 2 leggi, ok? Una legge condanna, una legge salva e libera. Ma dall'altra parte vediamo l'impotenza umana nel salvarsi, nell'autosalvarsi, e Dio però presenta la liberazione in Cristo Gesù. E oltre alla liberazione in Cristo Gesù ci presenta un nuovo cammino. Gesù ha inchiodato su quella croce ciò che per noi era impossibile, ciò che per noi ci rendeva impotenti, ciò che per noi purtroppo ci condannava alla morte. Certamente questi versetti parlano di persone che comunque accetteranno nella propria vita Cristo Gesù, che accetteranno questo dono, questo magnifico dono. Tra un po' è Natale, vedremo tantissimi doni, li riceveremo, li faremo, ma il dono più grande è Cristo Gesù. E quel pacco puoi aprirlo oggi stesso, non hai bisogno di aspettare il 24 e il 25, puoi aprire quella scatola infiocchettata da anni e accettare Cristo nel proprio cuore e confessarlo in una comunità e dire: sì Signore, do il mio cuore a te, sì Signore, ho bisogno di te perché sono impotente davanti alla legge del peccato, ho bisogno della tua liberazione, sì Signore, perché tu lo hai già fatto e sei già risorto su quella croce. E allora potrai partecipare alla cena del Signore e mangiare quel pane che rappresenta quel corpo, sappiamo, distrutto, martoriato, offeso, umiliato. Abbiamo umiliato il Re dei Re. E quel vino che rappresenta quel sangue sparso per ognuno di voi in questa sala e per ognuno di voi a casa e per ognuno di voi che forse un giorno il Signore ci farà incontrare. Volevo chiedere al fratello Gianni se può venire qui, darmi una mano per la distribuzione dei simboli e prima di tutto ciò una preghiera. Signore, grazie perché tu sei andato su quella croce, Signore, perché ci volevi salvare, Signore, perché ci ami così tanto che hai voluto fare questo sacrificio per la nostra salvezza, perché noi eravamo persi. Grazie perché tu ci hai ritrovati, Signore, grazie perché tu bussi nel cuore di ognuno di noi, Signore, per poter entrare, Signore, per dare la salvezza, Signore, perché quello è il tuo obiettivo, Signore. Dare la salvezza a ognuno di noi, Signore, non fai distinzioni. Grazie anche per questo, perché non guardi alla malvagità della persona, ma guardi in quello che può essere, Signore. Grazie per questo, Signore, vogliamo noi lodarti e innalzarti, Signore, proprio per la tua opera, Signore. Grazie, Signore, per tutto quello che tu fai per noi. Amen. Amen.
prese del pane, pronunciato la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti, per il perdono dei peccati. Amen. Solo pensiamo a Gesù, quanti miracoli ha fatto, quante persone ha conosciuto, e poi è dovuto morire così solo, vissuto per morire così solo su quella croce. Però, come dice il canto, fiore che è gettato via, l'hai scelto tu. L'ha scelto Lui per noi, non l'abbiamo scelto noi. Amen. Su ogni potenza, sopra ogni re, ed ogni cosa creata intorno a me, su ogni saggezza e vie che l'uomo ha, tu eri qui già nell'eternità. Sopra ogni regno e autorità e meraviglie che solo il mondo sa, e più
pensando a me, solo tu. Su ogni potenza, sopra ogni re, più di ogni cosa creata intorno a me, su ogni saggezza e vie che l'uomo ha, tu eri qui già nell'eternità, sopra ogni regno e autorità e meraviglie che solo il mondo sa, e più dell'oro che in terra so che c'è, nulla può valere più di te. Sei di più di tutto quel che ho vissuto per morire così solo, fiore che è gettato via. L'hai scelto tu, pensando a me, solo tu. Sei di più di tutto quel che ho vissuto per morire così solo, fiore che è gettato via. L'hai scelto tu, pensando a me, solo tu. Amen. Signore nostro Dio, grazie Signore per il culto di oggi, per le benedizioni che abbiamo ricevuto fino ad adesso, Signore. Continua a benedirci, Signore, con la parola, Signore, con la parola che hai messo nel cuore del fratello Vito, Signore, che tra un po' si appresterà qui a leggere e a commentare il brano e i brani e i versetti che gli hai messo nel cuore per la tua comunità, per la tua gloria e per il tuo grandissimo onore, Signore. Sia lode e gloria al tuo onore, Signore. Amen. Bene, buongiorno. Siamo insieme per analizzare ancora Timoteo e abbiamo incontrato il secondo capitolo, la prima parte del secondo capitolo, come ricordate probabilmente dalla volta precedente, facendo una riflessione sul fatto che l'uomo, il servitore di Dio, è un soldato, è un atleta ed è anche un operaio. Ricordate? Essere soldati, essere atleti e essere operai, però non in modo distintivo, ma in modo unitario, cioè il servitore del Signore è soldato, atleta e operaio al tempo stesso, ha una sorta di ruolo triplice e in questo senso deve affrontare la vita e deve affrontare il culto. Per essere soldato, atleta e lavoratore bisogna essere organizzato, bisogna essere organizzati, bisogna avere
molto impegno e qualche volta ci vuole anche molta fatica fisica, fatica nervosa. Il risultato è quello di godere i frutti che il Signore ci dona. Oggi noi affrontiamo la lettura di Seconda Timoteo tra i versetti 14 e 26 di Prima Timoteo, scusate, il secondo capitolo di Seconda Timoteo, tra i versetti 14 e 26 che ci fanno vedere in che modo il soldato, l'atleta, il lavoratore si offre a Dio. Quindi Seconda Timoteo 2, versetti tra 14 e 26. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole. Esse non servono a niente e conducono alla rovina chi le ascolta. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità, ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'empietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Filetto, uomini che hanno deviato dalla verità dicendo che la risurrezione è già venuta e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. In una casa grande non ci sono soltanto vasi d'oro, d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. E gli uni sono destinati ad uso nobile e gli altri ad uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace, con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Amen. Dunque, essere soldato, atleta e lavoratore. Che non ci siano dispute di parole. La prima cosa che abbiamo trovato in questi versetti. Per ricoprire il suo ruolo di soldato, atleta, lavoratore in modo efficace, deve innanzitutto scongiurare che non ci siano dispute di parole. Ci sono 4 aspetti in questo brano che io vorrei mettervi in evidenza. Il secondo aspetto è sforzarsi di essere approvati e puri e quindi ritrarsi dall'iniquità. Il terzo aspetto è fuggire le passioni giovanili. Il quarto, istruire e insegnare. Ma ritorniamo sul dispute di parole. Scongiurare. Scongiurare vuol dire pregarli,
farli ragionare, insistere, indurli a pensare che è giusto così. Qualche volta non basta dire una cosa 2 volte, bisogna dirla molte volte, bisogna ripeterla, insistere, ma sempre facendolo con garbo, con rispetto, ma con decisione, con convinzione, dimostrando le proprie ragioni, ma sempre con rispetto verso gli altri. Scongiurarli. Di che cosa? Dunque che non ci siano dispute di parole. Perché le parole sono velenose, o possono esserlo. Sono come armi. L'arma ferisce, l'arma uccide, quindi nessuna disputa. Non si litiga. Il contesto ci parla di un litigio, diciamo, dottrinale. Tant'è vero che se torniamo al capitolo 1, tra i versetti 3 e 7 di Prima Timoteo, questa seconda lettera è abbastanza intimamente legata alla prima, troviamo, siamo al Primo Timoteo, al capitolo 1, tra i versetti 3 e 7. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole, di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Genealogie. Sapete un po' che in certi ambiti si racconta che Maria è figlia di una certa Anna, che viene definita Sant'Anna, e di San Gioacchino. E su questa genealogia è stato costruito un culto che si svolge nel mese di luglio. E quindi Sant'Anna è la madre di Maria, San Gioacchino è la madre di Maria. Che cosa vuol dire? Che Sant'Anna è la nonna di Gesù. Sulla salvezza, sulla predestinazione, sono state fatte dispute di parole immense. Sulla figura di Maria, proprio relativamente all'esempio che vi facevo, sempre sono state fatte dispute di parole. Sulle immagini sacre, anche qui nascono contestazioni. Sulle feste sacre, siamo appena usciti dalla cosiddetta festa di ogni santi, di tutti i santi. Insomma, bisogna evitare tutte queste discussioni, bisogna evitare tutte queste dispute, tutti i litigi, non servono a niente. Il litigio, la disputa, alimenta solamente orgoglio. Ognuno poi rimane nelle sue posizioni. Si dice le cose come sta e come sta scritto, ed è giusto dirle. Con l'evitare le dispute di parole non vuol dire che noi non dobbiamo proclamare la verità. Proclamare la verità della scrittura noi dobbiamo, però senza accenderci, come a voler dimostrare che ho ragione io e tu non capisci. Bisogna testimoniare, non serve a nulla litigare, esprimi il tuo parere e basta. E soprattutto sottolinea lo sta scritto. Litigare non è utile. C'era qualcuno che diceva addirittura che tutto ciò che non è utile è dannoso. Sentite un po' in Prima Timoteo al capitolo 6
tra i versetti 20 e 21 qual è l'ammonimento. O Timoteo, custodisci il buon deposito. Evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi. Anche la discussione sull'evoluzionismo può essere una trappola. Può essere una trappola soprattutto nella misura in cui qualcuno dei cristiani potrebbe essere non in grado di reggere il discorso dal punto di vista scientifico e potrebbe essere indotto dalle persone che lo ascoltano a credere che non ha abbastanza cultura per sostenere questa tesi. E allora Paolo dice, ancora una volta, ce lo ripetiamo, litigare è dannoso, conduce alla rovina. Prima si discute e poi rimane amarezza, credine in sofferenza. Guarda cosa mi ha detto. Non ha saputo rispondermi. La prossima volta mi sentirà. Uscendo dalle discussioni dottrinali, un dibattito che si tiene da anni, da un paio d'anni nelle chiese, è quello sulle vaccinazioni. Una carica di tensione e di disprezzo crescente. Non capisci come me. Sai perché? Perché vuol dire che non capisci niente. Forse non sei degno della mia stima. Non ti voglio più vedere, non voglio più parlare con te. Sforzati di presentare, dice l'Apostolo, te stesso come un uomo approvato. Mi chiedo, Dio approva sempre i miei comportamenti? In ogni cosa bisogna sforzarsi, fare uno sforzo, talvolta un piccolo sforzo. Qualche volta non vogliamo nemmeno fare un piccolo sforzo. Una disputa di parole. Mi è parso di capire che lui mi sta sottovalutando. Forse non è così. Forse basta un piccolo sforzo, come si dice, chiudere un occhio. Insomma, dai, non è nulla di grave. Qualche volta è invece necessario un grande sforzo. Sono stato offeso, non è la prima volta. Ci troviamo di fronte ad un carattere spigoloso, ma molto spigoloso. Adesso basta. Adesso, con lui, ho chiuso. Il cristiano non chiude mai con nessuno. Leggiamo che cosa ci viene detto nella lettera a Tito, al capitolo 2, tra i versetti 1 e 3. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio, nostro Salvatore. Non dobbiamo subire le ingiustizie. Non è giusto che subiamo le ingiustizie. E diciamoci la verità, così non va. Quella volta non mi hai detto una cosa gentile. Ti prego di ripensarci. Ci chiariamo? Una volta che ci chiariamo, abbiamo chiuso quel discorso. Non ci pensiamo più, non abbiamo più rancore, non abbiamo più angustia, non c'è più amarezza,
non rimanga rancore. Tito, secondo capitolo, versetti tra 11 e 15. Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo, moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Le chiacchiere profane conducono all'impietà, fanno perdere il senso dell'essere pii, dell'essere spirituali. Perdere la pietà significa perdere il senso della spiritualità. Si diventa carnali, tutto si trasforma in un ho ragione io, tu hai torto. E questo succede in ogni ambito della vita e non solo quando la discussione è su tematiche religiose. Quando si parla di religione, però, si può diventare ancora più arroganti e ancora più supponenti e si va alla rovina. Si rovina un rapporto, emerge quasi una cancrena, dice l'Apostolo, un cancro. Paolo fa l'esempio di Imeneo e Fileto che stanno dicendo una cosa stranissima. La resurrezione è già avvenuta. Naturalmente non parlano della resurrezione di Cristo, parlano della resurrezione, così lo intendo io, degli uomini. Siamo già risorti. Questa affermazione è doppiamente pericolosa, scrive Paolo, perché devia dalla verità e sovverte le coscienze. Il solido fondamento di Dio, però, dice l'Apostolo, rimane. Non si discute per convincere con violenza verbale, per far capire che hai ragione. Si deve dire così: non voglio convincerti che l'adulterio non è corretto. Sta scritto: non desiderare la donna d'altri, il letto coniugale sia incontaminato. Non voglio convincerti che l'omosessualità è inopportuna, è un peccato. Sta scritta la condanna. Peraltro tutti i peccati conducono all'inferno e tutti gli uomini sono peccatori e debbono riconciliarsi con Dio tramite Gesù Cristo. Non voglio convincerti che una persona è maschio e non femmina e non un giorno maschio e un giorno femmina. Sta scritto: Dio li creò maschio e femmina. Non voglio convincerti che il purgatorio non esiste. Sta scritto: si muore una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Nessuna lite, dunque, nessun rimprovero, nessun rancore. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Se vuoi credere che la resurrezione è già avvenuta, non faccio alcuna contesa per dirti che ho ragione io. Il mio sforzo è solo quello di ribadire la verità. Un altro dibattito che noi abbiamo spesso affrontato e che dobbiamo continuare ad affrontare con serenità, come abbiamo fatto: sarai salvato tu e la tua casa. Vi ricordate? Paolo lo dice al carceriere di Filippi. Non mi sentirei di costruire una teologia su questo. Senz'altro la tua casa sarà salvata perché tu sei un salvato. E mi sento di dire che questa è una promessa comunque. Le dispute di pensiero non ci siano i punti di vista. Il disprezzo mai. Le dispute evidenziano soprattutto una cosa, che manca l'amore. Ricordate prima Corinzi 13? L'amore non si gonfia, non si vanta, non si comporta in modo sconveniente,
e soprattutto l'amore non viene mai meno. Quindi l'amore non deve venire mai meno nemmeno in questi tratti della nostra personalità che evidenziano le nostre scelte, le nostre conoscenze e le nostre certezze. Abbiamo trovato anche: si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Salmo 97, versetto 10. Voi che amate il Signore, odiate il male. Egli custodisce le anime dei suoi fedeli e ci libera dalla mano degli empi. Si ritragga dunque dal non amore chiunque ama il Signore. Odiare significa stare lontani, significa disprezzare, non odiare i nemici, odiare il male, non odiare i peccatori, ci ha insegnato Gesù, ma odiare il peccato. Dio ci custodisce, ci ha in custodia e ci libera. Nessun timore dunque, perché noi siamo liberi. E allora siate vasi, sta scritto, che possono essere riempiti di spirito. Lasciatevi modellare dal vasellaio eterno. Non ribellarti al suo lavoro, lui ti sta modellando anche attraverso degli atti che possono non piacerti, ma lui ti sta modellando. Non ribellarti al suo lavoro. Ci sono tanti vasi in una casa, ci sono tanti contenitori. Quale vuoi sia il contenuto di te contenitore? Cosa vuoi avere al tuo interno? Qualcosa di buono e di utile al servizio? Il contenitore è importante perché contribuisce alla conservazione di quel prodotto che sta dentro. E allora sta scritto anche: fuggi le passioni giovanili. Abbiamo trovato le passioni giovanili. Quali sono? Io penso a quali potrebbero essere le passioni giovanili, anche in relazione a quelle che sono state le mie passioni giovanili. Una passione forte che coinvolge il mondo giovanile potrebbe essere quella sportiva, quella della squadra sportiva con la quale vivi delle esperienze dirette o indirette, anche affascinanti. Ma io ti chiedo, Dio, quale tempo ha nella tua domenica? Da 0 a 10? Io credo dobbiamo prendere del tempo con Dio. Paolo non avrebbe mai detto sfuggi lo sport. Dice sfuggi le passioni giovanili. E quindi poni nel giusto equilibrio quello che fai con il tuo rapporto con Dio. Un'altra passione giovanile che adesso magari mi pare vada meno di moda è la passione per la politica, il dibattito, la contrapposizione. Oggi, ripeto, c'è nei giovani una minore sensibilità in questo senso. Ma la nostra generazione la visse, la passione politica. Anche qui ci possono essere degli eccessi. Siamo cittadini, è legittimo, è doveroso interrogarci anche, ma non bisogna esacerbare mai. Non bisogna mai dire parole che superano la soglia. Maledetti. Quelli là, di quel partito lì, sono tutti dei maledetti. L'abbiamo sentito dire nel mondo esterno, alla televisione, alla radio, forse nelle conversazioni di ogni giorno. E queste passioni giovanili di voi ci accorgiamo che poi si riflettono anche nel mondo adulto. Non dobbiamo mai esacerbare.
Un'altra passione giovanile che coinvolge molte persone è la passione per la musica. Io, che non ho mai avuto una grande sensibilità in questa direzione, ho visto che nell'età della mia gioventù c'erano molti ragazzi e molte ragazze che andavano in discoteca. Io conosco molte ex ragazze che sono andate in discoteca con passione, non si sono mai comportate male, non hanno mai fatto porcherie, per dirlo nel senso della parola, ma hanno sentito forte l'ascendente della musica. La passione per la musica è una passione per un'attività nobile, per un'attività artistica, ma non deve superare i limiti che ognuno di noi a livello di coscienza conosce quali siano. La passione per i motori è legittima, ma non deve mai tradursi in una sorta di idolatria per la vettura. Oppure, siccome sono appassionato di motori, giro per Viale Trieste a 100 km/h, perché la velocità mi piace. Quindi la passione sessuale è legittimo che tra un uomo e una donna, e sottolineo tra un uomo e una donna, e non tra un uomo e un uomo, quello non è legittimo, e non tra una donna e una donna, quello non è legittimo, per la parola di Dio. È legittimo che tra un uomo e una donna ci sia passione, ma i rapporti sessuali devono essere vissuti all'interno del matrimonio. Non è un perbenismo antico, non è una questione d'onore, è la legge di Dio. Non è legittima la passione di uomo verso uomo, di donna verso donna, perché Dio li creò maschio e femmina. 1 Corinzi 6, 9. Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Quante passioni giovanili, e anche oltre, illegittime, bisogna evitare e cercare la giustizia, fede, amore, pace. Leggiamo questa esortazione da Tito, capitolo 1, versetti 7 e 9. Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina, di convincere quelli che contraddicono. Comportamento del vescovo qui è scritto. Domanda, e gli altri? Coloro che non sono conduttori di chiesa, coloro che non sono vescovi, per il linguaggio biblico, sono dunque esonerati da questi atteggiamenti o debbono essere anch'essi temperati e avere passioni legittime? Ripeto, queste sono le passioni giovanili dalle quali Timoteo viene indotto a non cadere dalla porta. Evitate le passioni giovanili, però possono essere anche comportamenti che coinvolgono adulti. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, versetto 23. Una ripetizione del versetto 14, quasi che si volesse ribadire o si volesse dire qualche cosa di diversa.
È la seconda volta dunque che ci troviamo di fronte un riferimento alle dispute. Nella parte precedente la nostra lettura si riferiva alle dispute di parole. Qui di seguito invece troviamo riferimento alle dispute stolte e insensate che generano contese. Le dispute sono sempre inopportune, ma quelle stolte e insensate generano le guerre e le contese. Come dire che ci sono due generi di dispute, quelle maggiormente impegnate, maggiormente serie, e quelle più banali. Entrambe generano contese, ma in qualche caso non vale proprio la pena di disputare. Non è mai opportuno litigare, ma in qualche modo, in qualche occasione è proprio assurdo. Non litigare con il tuo compagno di banco che ti accusa di qualcosa. Riconciliati. Non litigare con chi ritiene che quel qualcosa sia migliore o peggiore di quell'altro qualcosa. Non sto a fare esempi. Tra i giovani e anche tra gli adulti qualche volta si litiga per un foglio di carta. Quindi ci sono delle dispute che devono essere evitate perché ci impegnano in territori importanti dell'esistenza, ma ci sono anche delle sciocchezze che devono assolutamente essere evitate, queste dispute. Andiamo a cercare in Prima Corinzi al capitolo 6 i versetti 7 e 8. E troviamo un altro esempio di come Paolo sia fortemente preoccupato dell'atteggiamento dei cristiani, in questo caso della Chiesa di Corinto, di fronte agli accadimenti, e di come sia preoccupato di come le minime questioni possono tradursi in situazioni veramente drammatiche. Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto che abbiate fra di voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e per giunta dei fratelli. Ci soffermiamo su questo. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patisci qualche danno? È quel chiudere un occhio di cui si parlava prima. Il contesto è le liti tra i fratelli, ma anche all'esterno dobbiamo essere mansueti e non instaspirci. È sbagliato dire io mi trovo un rifugio in chiesa e tutti quelli che sono fuori non mi interessano. Il servo deve essere mite, capace di insegnare, paziente. Qui sembra quasi di cogliere un cambio di passo dell'Apostolo. Prima parla di rapporti tra gli uomini e di pazienza e mansuetudine e poi di insegnamento. E questo passaggio mi sembra molto concreto perché mi sembra quasi ci venga detto: se non ti comporti secondo gli standard non puoi neanche insegnare. Che insegnante sei se non hai fatto questi passi precedenti di cui si è parlato? Se ti comporti male, se ti inasprisci, se sei dedito alle liti, che insegnante puoi essere? E allora quando insegni devi istruire e andare a fondo con l'insegnamento. L'insegnamento non significa buttare delle informazioni e basta. Sono importanti le informazioni e le nozioni,
ma poi vanno approfondite e bisogna sollecitare alla messa in pratica. Mettere in pratica, attualizzare. Esempio, essere sottomessi alla legge fiscale, il rispetto delle regole stradali, abbiamo detto prima, non per paura della spada che ti taglia il conto corrente e i soldi che hai in tasca, ma per buona coscienza. Il soldato rispetta le regole, l'atleta conosce il regolamento, l'operaio sa il suo dovere. E poi aiutare i fuoriusciti, gli esuli e i prigionieri. Chi esce dalla verità può essere indotto a rientrare da colui che istruisce. Chi è prigioniero può essere liberato dall'istruzione. L'uomo libero in Cristo deve essere liberatore e istruire alla libertà. Sono stato liberato, devo aiutare altri a liberarsi. Chi non conosce la verità è prigioniero del laccio del diavolo, dice questo passo. Pensavo a questi 3 tipi di prigionieri. Molti sono prigionieri, stanno male e non vogliono uscire dal carcere. Altri sono prigionieri e non lo sanno. Una terza categoria sono prigionieri che si trovano in una zona di comfort. Sto bene in prigione. E allora bisogna istruirli alla libertà. Come? E ci sono vari modi. Ognuno pensi a quello che può essere il suo modo di essere testimone diretto dell'istruzione. E tu che fai? E io cosa faccio per liberare i prigionieri? Sei cosciente che molti hanno bisogno di te? Sono cosciente che molti hanno bisogno di me? Sto programmando qualcosa per testimoniare? L'uomo di Dio deve istruire, ciascuno per la sua parte. Vorrei concludere con questo passo di Giacomo al capitolo 5, i versetti sono il 19 e il 20. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Preghiamo ancora. Signore, noi ci vogliamo impegnare con te in questo momento della mattinata per essere buoni soldati, buoni atleti e buoni operai. Il campo di battaglia, Signore, c'è. Lo stadio dove corriamo c'è. E c'è anche il cantiere dove lavoriamo, Signore. Perdonaci per tutte le volte che non l'abbiamo saputo vedere. Ti preghiamo perché vogliamo essere dei buoni soldati, atleti e operai senza liti, senza inasprimenti, testimoniando la tua verità. Vogliamo fuggire le passioni quando sono fuorvianti, Signore. Vogliamo sentire la tua appartenenza, Signore. Facci sentire sempre di più che noi apparteniamo a te e che dobbiamo avere anche comportamenti relativi a quelli che sono i comportamenti di un cittadino
soldato, atleta e lavoratore del regno. Ti preghiamo, Signore, perché essere soldati, atleti e operai significa anche essere testimoni della tua parola con parole e con i fatti, a quelli che sono fuori, Signore, a quelli che ancora non ti conoscono. Facci essere dei buoni testimoni, con i comportamenti, ma anche con le parole, anche con le esortazioni, anche con il rimando allo sta scritto, perché la tua parola è parola di vita e di verità. Ti benediciamo, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie Vito, grazie per la parola di oggi. Abbiamo capito tante cose oggi, no? Possiamo avere delle dispute, possiamo avere delle opinioni diverse, però come comunità dobbiamo imparare a superare tutto. Perché come anche dice questo canto, dice noi siamo il tuo popolo, Dio. Siamo un solo corpo, una sola mente. Ti amiamo e vogliamo conoscerti di più. Ecco la seconda parte. Per superare, per essere un solo corpo, per imparare ad essere una sola mente, dobbiamo conoscere di più il Signore. Dobbiamo amare di più il Signore. Quindi, mentre cantiamo questo canto, analizzate anche le parole. Non le cantate solo come un canto, un semplice canto, perché non lo è qualcosa di più profondo. Abbiamo bisogno di te. Sì, tutte queste parole di questo canto sono vere. Cambiaci, modellaci, trasformaci di più. Signore, a volte l'essere umano ha tante pretese. Signore, a volte l'essere umano ti chiede più cose di questo mondo che il regno eterno, Signore. Invece noi siamo qui riuniti perché vogliamo essere un corpo solo, una mente sola, vogliamo ragionare allo stesso modo di come ragioni tu. Signore, salvaci, modellaci, ma salva a casa, chi è in diretta ci sta ascoltando e timidamente non lascia un messaggio che possa, Signore, raggiungerci in questa comunità in via Croazia 14, portando, Signore, anche le sue pretese, Signore. E noi, Signore, possiamo parlare di te, perché tu sei la buona notizia, perché tu, Signore, sei la salvezza, perché tu, Signore, ci hai dato tutto quello che abbiamo, Signore, compresa questa bella giornata. E grazie, Signore, per tutte le benedizioni, Signore, che ci hai dato oggi. Sia lode e gloria al tuo nome, nel nome potente del nostro Re dei Re Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen.